Non so neanche io se la notizia è bella o brutta per lei, signora Irma. Ma insomma, questo non c'entra. Che notizie? Suo marito è morto a Sydney, 20 giorni fa. Questa è la lettera del consolato. Credo che lei sia al corrente. Lavorava in una fabbrica. Dice che spediranno una cassa con quello che ha lasciato. Appena arriva gliela mando a casa. No, la tenga qui. Perché? Tornerò domani. Mi scusi. Alto! C'è Irma! Irma! Aldo! Ciao! Aspetta! Ti lascio qui il mangiare! Aspetta un momento, vengo giù! Glielo da lei per piacere. Va bene. Grazie. Dov'è Irma? È andata via. Ma cosa? Perché? Piangeva? Piangeva? Ingegnere, faccio un salto a casa, permette 10 minuti. Va bene. Hai capito che devi venire a casa, sì o no? Dov'è la mamma? Non so, ho trovato chiuso. Papà, ho preso 2. Bravo. Hai visto Irma? Io no. Credevo fosse qui. Ma tu piuttosto come mai sei a casa? Oh, tua sorella alla luna stamattina. Perché? Ciao, zia. Ciao, cara. Beh, di a Irma se vuole passare più tardi da me, io vado a casa. No. Cosa avevi da piangere? È morto mio marito. Ma
perché non mi hai aspettato per dirmelo? Era una cosa che non mi andava di parlarne là. Adesso invece possiamo discutere con calma. Discutere? Ma non c'è niente da discutere. Ci sposiamo e basta. Sì, lo so. Non è giusto essere contenti per una disgrazia. Ma sono 7 anni. 7 anni che aspettiamo. Irma, che cosa c'è? Niente, Aldo. Passerà. Irma. Irma. Aldo, ieri sera c'erano altre cose che dovevamo dirci io e te. Quali altre cose? Oh, quali? Siediti qui. Anche prima di ieri sera dovevamo dircele. Questo significa che uno dei due non è più vicino all'altro. Irma, sei matta. No, non sono matta, Aldo. Ma se continuo così... Sono cambiata, Aldo. Ti voglio bene. Ti voglio ancora bene, ma non è più come prima. Sarà anche colpa mia, però sono sicura di non sbagliarmi. Di fare una cosa giusta, perché sono sincera. Ma cos'è questa storia così all'improvviso? Non è all'improvviso, E allora perché me lo dici solo adesso? perché è venuto il momento di decidere. Decidere. Decidere cosa? Non farmi parlare, Aldo. È peggio per tutti e due. Lasciami andare via. Andar via. Andar via dove? Da un altro. Cosa? Cosa hai detto? Mi hai capito benissimo. Irma. Chi è? Hai sentito? Chi è? Non me lo domandare, Aldo. Questo no. Anche se te lo dico, a che cosa serve? Non cambia niente. Allora, tutti questi anni, niente. Non era vero niente. Era tutto vero. Fino a 4 mesi fa. Buongiorno. Buongiorno. Ha visto, signora? Oggi a Porto Tolle si è rotto l'argine e c'è l'acqua fino a Casugliano. No. Speriamo che anche questa alluvione diventi bella grossa, come quell'altra, che ha portato via un po' di vecchio e ha fatto posto un po' di nuovo. Buongiorno. Arrivederla.
Adesso, che cosa gli darò a Rosina? E che cosa gli darai se vai via? Eh? Te l'hai riscordato di avere una figlia? Ho calcolato anche questo. Dovevo aspettarmela che finiva così. Una donna che, mentre il marito era in Australia a lavorare per lei... Ma tu non hai avuto scrupoli a approfittarne. Bel risultato. E dire che ce l'avevo un'altra. E potevo sposarla con tutti i sacramenti. Sei ancora in tempo. Elvia è una brava ragazza. Io invece, cosa sono io per te? Avanti, dillo. Cosa sono? Io ti dico una cosa sola. Che tu non te ne vai. Tu resti qui. Tu resti qui con le buone o con le cattive. Irma? Ecco, ti ho portato lei. 4, 5 e 6. Erano 6, no, Irma? Sì, mi pare di sì. Beh, allora, ciao. E grazie. Cosa c'è da guardare? Guardavo le buste. Se pensi qualcosa devi avere anche il coraggio di dirla. Coraggio. Che coraggio? Avrà voglia di litigare. So che adesso passa uno a portare la verdura in casa, ma quello che si guadagna in comodità, si perde in qualità. Vuole anche le patate, signora? No, no, grazie. Grazie. Cosa sei venuto a fare qui? Come cosa sono venuto a fare? Hai paura che scappi via? Senti, Irma, non credi che con un po' di buona volontà... La buona volontà qui non serve. Ma almeno prova. Va bene, proviamo. Cosa devo fare? Avanti, dimmelo. Irma, vieni qui. Entriamo un momento. Gianna, quella cintura che avevi in vetrina la settimana scorsa Sì, mi pare che ci sia ancora. è una cintura nera di cuoio con la fibbia dorata. E questa? Sì, proprio questa. Provala. Come? Avevi detto che ti piaceva. Non ti piace più? Beh, vediamone un'altra. Ma perché Ecco. vuoi buttare via i soldi così? Per niente. Per niente. Beh, nel caso ritorno io. Ciao. Arrivederci, Irma. Ciao, Aldo. Ma allora hai dimenticato tutto. Io non ho dimenticato niente, Aldo. E perché non ho dimenticato niente che non voglio continuare così. Così è un'umiliazione per tutti e due. E io non voglio, Aldo. Sto tanto male che non riesco neanche a parlare. Ma cosa posso farci? Ormai è come se non dipendesse più da me.
Bisogna che lo veda. Deve aiutarmi anche lui. Che sia in casa. No, l'ho visto uscire poco fa. Hai parlato con Aldo? Sono scappata via. Se non rimanevo, lo sposavo, facevo tutto quello che voleva. Non pensare a lui adesso. Non so se ho il diritto di pensare solo a me. Aldo mi ha sempre trattata bene. Per 7 anni. E poi non so, mi vengono tutti i dubbi. Di sbagliare ancora. Un uomo più giovane di me. Questi non sono passi che si fanno con ragionamento. L'età non conta. Quando uno è sicuro. Dentro di me sono sicura. Ma basta. Vuoi che mandi qualcuno alla Pesa a chiamarlo? No, c'è troppa gente. È un'ora brutta. Metti che invece di morire suo marito fosse tornato. Irma, cosa faceva? Io non ho mai aperto bocca, ma la vostra non era una cosa ben fatta. Tu puoi dire quello che vuoi, ma la gente ha sempre chiacchierato. Sempre. E le chiacchiere sono come la grandine. Dove cade, prende. E difatti. Chi vuoi che stia a badare se Irma, come dici tu, è diversa dalle altre? Bella donna è una cosa, donnaccia è un'altra. Prima suo marito, poi tu, adesso quest'altro. Troppa gente per una donna onesta. E adesso vieni da tua madre a sfogarti. Che cosa ti posso fare io? Ti devi arrangiare da solo. Ci sarà pure una maniera di farle tornare il sentimento. Lo so. Rosina vorrà tenersela lui, vedrai. D'altra parte sua quanto mia, ha il suo nome. Ho paura un giorno di dovermi mordere le mani anche per questo. Eccolo. Mi ha vista. Vuoi che lo mandi a chiamare? No, è con i suoi amici. Ma tanto domani sarà sulla bocca di tutti. Prima voglio che con Aldo sia chiusa. Almeno questo. Ah, Mariuccia. Lina, guarda che Aldo va in giro per il paese come un matto cercando di Irma. State attente. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. E la Mariuccia, hai sentito? Di sicuro verrà anche qui. Con Aldo me la vedo io. A me basta che tu stia attenta a lui. Che non glielo dicano, che non esca di casa, altrimenti chissà cosa succede. Irma. Sarebbe un altro sbaglio non andarci. E adesso vieni a casa. Hai sentito? Adesso Aldo è proprio finita.
Guarda che bello che è Goriano. Sembrerebbe che dentro la gente ci sta bene. Rosina? Rosina, svegliati. Svegliati. Su, alzati. Guarda! Edera! 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 Edera, portami uno straccio! Vieni a prendertelo! E dai, che si è rotto il motoscafo! Che motoscafo? Papà, io resto qui a guardare. Elvia, vogliono uno straccio. Uno straccio? Uno qualunque. Aldo. Ciao, Aldo. Ma allora è proprio vero che chi non muore si rivede? Spero che non sia una brutta sorpresa. Oh, Come stai? bene. Insomma, non c'è male. Si lavora, si vive. E tu? Così. Volevo vederti. E allora, siccome passavo da queste parti... Ma tu sei Edera. L'ultima volta che ti ho visto eri alta così. E tu mi ricordo che eri così. Tieni. Ti fermi o vai via? Non lo so ancora. Resta almeno a mangiare con noi, no? Bene. È rimasto tutto uguale qui. Anche tu non sei mica cambiata. Un po' dimagrita mi sembra, ma forse stai meglio così. No, non sono sposata. Lo so. Sul serio, perché non rimani? Sei solo per preparare la tavola? No, c'è Rosina con me. Rosina? La bambina, mia figlia. Non lo sai che è una bambina? Ah, così grande. Davvero come passa presto il tempo. Come mai a Ponte Lago Scuro? Oh, ma sì che te l'ho già domandato. Non sto più a Goriano, Elvia. Non sto più da nessuna parte. Molto meglio così. Non me la sento più di essere legato a un posto. Elvia, avresti un cacciavite? Un cacciavite, sì, dovrebbe essere nel cassetto. Ci sono 5 di Ferrara che hanno fatto una scommessa con i motoscafi. E oggi fanno la gara.
Una gara? Sì, se riusciamo a riparare in tempo questo qui. Si è rotto il motore? Ma io ci capisco poco. Il pilota cosa dice? Quello ne sa meno di me. Vengo io a darci un'occhiata. Siete meccanico? Meccanico? È il più bravo meccanico del mondo. Allora andiamo? Andiamo. Aspetta che vengo con te, così mi fai vedere tua figlia. Perché fa tutta quella spuma? È l'elica. Mi fa venire sete. Adesso andiamo a bere e a mangiare. Sì. Aldo, col lavoro come l'hai messa? Ne troverò un altro. Anche qui è pieno di zuccherifici. Chissà cosa combina oggi quello là. Dai, dai! È terzo. Però guadagna. Non vedi come guadagna? Scommettiamo che vince. Se il numero 19 arriva primo, questa sera mi porti a ballare. Dancing azzurro? No, hanno fatto un mulino al suo posto. Ma ce n'è un'altra nuova adesso. Scommesso. Elvia? Terzo è arrivato. Si vede che il motoscafo non andava ancora bene. Per forza, non sa prendere le curve. Vieni qui sotto. Per me sono matte a correre con questo tempo. Rosina, Eh? andiamo a vedere io al circolo. Vieni. Oddio, perdo una scarpa. Aspetta, vieni. Ma perché non dobbiamo andarci insieme? Perché per una volta voglio andarci da sola. Cosa c'è di male? Sì che c'è di male. No. Va bene, vedremo. Papà, di che marca è quella macchina lì? Cosa te ne frega a te della marca? Andiamo. Quest'anno l'inverno non finisce mai. Carina, vero? Guarda mia sorella. Ma insomma, Eder, eravamo d'accordo. Faccia come mi pare. Perché sei così? Rosina, vuoi un cioccolatino o una caramella? Tutte e due. E tu? Rosina, vieni.
Io sono Irma. Di lei ho sentito parlare tante volte. Certo non immaginavo di incontrarla così. Così? In un brutto momento per me e per Aldo. Ci siamo lasciati. Colpa mia. Poi Aldo è partito in fretta e furia con la bambina. Credevo che fosse venuto qui. Perché doveva venire qui? Verrà certamente prima o dopo. Perché? Voi due vi conoscete da tanto tempo. Di lei Aldo ha parlato sempre bene. Non so neanch'io, ma sono sicura che... Posso lasciarle la valigia? C'è un po' di roba, 2 tutte, il libretto di lavoro. C'è anche la roba di Rosina. Portarsela dietro così. Io capisco, Aldo ha ragione, ma così gli sarà soltanto di peso. Non è d'accordo anche lei? No. Se lei dice che è per colpa sua. Allora posso lasciarla. La lasci pure. Sono sicura che Aldo le vuole molto bene. A buttar via un sentimento così, lei si pentirà. Può darsi. Ciao Elvia. Ciao. Ma tu lavori anche alla domenica? Oh, cosa vuoi fare con un tempo simile? Perché non vieni fuori che andiamo al cinema? Adesso? No, non me la sento. Allora stasera andiamo a ballare? No, stasera non posso. Sarà per un'altra domenica? Sì, come quella passata. Mi dia 5 nastrini, per favore. 1, 2, 3, 4, 5. Grazie. Poi scenderà ed è il ritmo dell'amore, cia cia cia, cia cia cia, cia cia. Elvia! Il mondo sembra tutto girare, senti tanta voglia di... Diamone a Edera piuttosto, che così la leggono Miss. Ne ha già parecchi. Ballo nei 20 anni, la danza che fa gioire. Ah, eccola. Ballo spensierato il cia cia. Oh, grazie. Guarda. 1, 2, sono 5. Ne ho già 12. Perché non ce ne andiamo da qui? Ma come? Proprio adesso che comincia il bello? Avrei qualcosa da dirti. Cosa c'è? Non saprai mai cosa sei per me. Sei tutto come il sole, tu dai calore eterno a questo cuore. No, non lo saprai mai. Edera, Non saprai cosa mai. fai? Ti fermi? Ora restare. Ciao. Il ciel forse lo sa, perché è infinito come questo amore. Soltanto così riesco a calmar il palpito. Sperando che un giorno il ciel ti dirà che al mondo un amore più grande non c'è. Aldo, in tutti questi anni c'è stato qualche momento che hai pensato a me? Ma certo. Magari per la curiosità di sapere se mi ero sposata, se ero riuscita a fare a meno di te. È questo che dovevi dirmi. Prima di tutto, voglio che tu sappia che non è stato facile per me. Mi dispiace. Allora perché sei tornato? Perché? Se Irma non ti lasciava, a te non passava neanche per la testa di venire. Sì, è vero, ma... Senti, Aldo, dimmi cosa posso fare per te e poi per piacere va via. Va via, il più presto che puoi. Non lo so neanch'io che cosa puoi fare per me.
vorrei tanto sentirmi tranquillo, questo solo. E tu sei l'unica con la quale posso stare. Irma, ti ha mandato una valigia con dentro dei vestiti. Cosa ha mandato? Oh, guarda, si preoccupa dei vestiti lei. Buttarli nel po' dovevi. Non è mica venuta lei per caso? No. Adesso è meglio che andiamo a casa. Ma dov'è sto cretino? Ah, sei tu. Lo sai che mi hanno fatto Miss? E tu sei quello che me ne ha dati di più. Che stupidaggini. Oh, come mi gira la testa. Mi hanno fatto bere. Prima c'era un cretino che ha detto che sono fresca e profumata. Andiamo. È ora di andare a letto. Su. È vero che sono fresca e profumata? È vero? Ma perché mi mandi via? Mi hanno fatto Miss. Va a dormire, va. Irma. Lo vuole della stessa misura o un po' più lungo? Un po' più lungo e meno attillato. Va bene. È partito stamattina. Abbiamo parlato appena un momento. E cosa ti ha detto? Niente. Che andava via. Ma perché? Non gliel'ho domandato. Allora, sono sicura che per giovedì è pronto? Sì, può star sicura, sicurissima. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ti dispiace molto? Sì. Per me io un posto ve lo do, anche per la bambina. Fate un po' voi. Non c'è un paese qui vicino dove posso trovare un alloggio? No, non c'è. Beh, certo, 1500 lire al giorno fanno comodo a tutti. Con la bambina qui, come posso fare? Impossibile. Non so cosa dire. Peccato. Grazie. Arrivederci. Prego. Non ancora? No, no. Al diavolo!
diavolo! T'ho detto 1000 volte di stare attenta quando attraversi la strada. Devi stare attenta quando attraversi, capito? Eh? Stupida. Rosina! Perché piangi? No, niente paura. Non ti fanno mica niente. Si tranquillizzi, sono tutti calmi. Luigi, Francesco, Osvaldo, andiamo a casa, su. Francesco, su, cammina, via. Andiamo. Sta buona. Sono calmi, non vedi? Sono tutti calmi. Sta buona. Sta buona, su, Rosina. No. No, no, non piangere. No. Ecco. Così. Non piangi più. Brava, Rosina. Papà, andiamo lì. No, dai. Costa troppo vivere in città. Ma da qualche parte ci fermiamo. Tu devi ritornare a scuola. Guarda che vestito che hai. Guarda. Non se n'era un altro nella valigia? Sì, me ne sono scordato. Ricordatene domattina. Ma il vestito bello. Quando viene la mia mamma mi faccio fare un grembiulino. Ha rovinato la mia nuvola. Bisogna scendere, c'è la stradale, non posso portare nessuno. Casomai ci vediamo dopo. Vabbè. Grazie. Salve. Virginia!
avete capito? Ehi, sono stufa! Ah, ma non state bene qui. Avete tutte le comodità, il vostro letto, la radio. Che cosa vi manca? Non potete dormire tutte le notti all'aperto, papà. Adesso per di più comincia pure il freddo. Guardate qua, tutta bagnata. Andate dentro almeno. Torno subito. Va bene. Stanotte ho fatto la multa a una donna per i fari. Era in camicia da notte. Col paltò, ma sotto si vedeva tutto. E tu gli hai fatto la multa? Sì. Ah, hai sentito? Gli fa male, ma non posso mica diventare matta, eh? Solo normale o anche super? Ah, di super basto io qui. Porca miseria. Bevi ancora? Finché ce n'è. E dopo? Quando non ce n'è più, viva Gesù. Adesso ci sono questi, è meglio che ci vediamo domani. Arrivederci! Arrivederci. Allora, si va a nanna? Magari. Sì, Ciao. ciao. È lontano il paese? Che paese? Oh, non so, ci sarà pure un paese vicino. Ah. Senta un po', io non potrei fermarmi qui? Non comando mica io qui. Virginia! Oh! Questo si vuol fermare, da noi. Vede, è più facile che una macchina mi prenda su. Ne passano tante per questa strada. Insomma, vuole andare in paese o vuole fermarsi qui? Uffa. Quanti? Il pieno, per favore. Dammi un po' la carta. Scusi, c'è una strada di raccordo con la nazionale? Dove deve andare? A Bologna. Ma. E Roma dov'è? Più giù. Ah, ecco, fuori della carta. Già. E queste macchie cosa sono? Sono montagne. Pensi che non ho mai visto le montagne. Ma no. Non mi muovo mai. Che stupida. Si vede che il manometro è rotto. Lei è stato poco furbo. Doveva dirlo a me se voleva andare via prima. E io parlavo con gli agenti. Averlo saputo. Quant'è? 1400. Tenga, tenga. Grazie. Non se la prenda. Prima o dopo un passaggio lo trova. Il giorno è lungo. Prima o dopo. Non posso mica arrivare di notte in un paese. Devo mangiare, dormire. Ho la bambina. È sua? E perché se la porta dietro? Comunque, senta, per il posto si tratta di vedere come siete abituati. Abituati. Si figuri. Altro che abituati. Sono più di 3 mesi che vado in giro così. Allora, vada a vedere quello sgabuzzino là. Se si adatta. Mi apre, per favore? Un momento. Mi dispiace, ma vogliono il numero 40. 40. L'olio numero 40. Ah. Deve essere qua. Vede che vita, neanche di notte.
freddo, eh? Abbastanza. Certo, in casa sarebbe stato meglio. A pensarci riuscivo magari a sistemarvi con mio padre. Con suo padre. Che cosa pretendeva? In camera con me, forse? Furbo lei. Prima ha detto che sono stupido. Quando? Ah, sì. E allora che cosa ha deciso di fare? Se ne va domattina o no? Dipende da tante cose. Soldi, voglia, lavoro. Che cos'è che ha di meno? La voglia. Buonanotte. E così abbiamo proprio deciso? Comunque poteva anche entrare in cucina. Non mi dava mica fastidio. Grazie, ma aspetto la cisterna. Ha tanta fretta? Oh, non è questione di fretta. Ma qui che cosa combino? E dov'è che deve andare? Oh, non so, all'Oreo forse. Mi hanno detto che lì cercano dei braccianti. Ma anche da un'altra parte, basta lavorare. Avevo capito. Due all'8. Quanto fa? 350. No, signora. Fa questo. Mascalzone! Ladro! Disgraziato! Ma chi è? Ha visto che cosa mi ha fatto? Ah, ma io lo conosco, eh! Lo conosco! Cosa ha fatto? La stradale! Non c'è la stradale! Sono sempre qui quando non ce n'è bisogno! Sono sempre tutti qui! Ehi! Aspetta! Fermati! Dai, corri! Papà, quanti anni ha la mamma? Cosa? E tu quanti ne hai? Dai, dai, Rosina. Allora, capo. Quanti? 10. Grazie, Carlo. Quando ci vediamo? Prima fatti da fuori serie. E? Ha dovuto dirmi anche grazie. Ma io sono troppo buona. Si è fermata una macchina a far benzina, 10 litri normale, 1420. Questa volta ha fatto presto a trovare lavoro. Le va? Siamo pronti? Salute!
col collo e senza testa, con 2 braccia e senza gambe. Che cos'è? Cosa hai detto? Un signore col collo e senza testa, con 2 braccia e senza gambe. Devi indovinare cos'è? Senza gambe. È la camicia! Non hai indovinato? La camicia. Non l'unica camicia. Ma sì, la tua camicia il collo ce l'ha, ma non ha la testa. La testa è la tua. Si capisce che la testa è la mia. Vuoi che ti racconti una barzelletta? Sentiamo. Un bambino dice no, un altro vediamo. Questa l'ho capita. Rosina, è tardi. Andiamo a dormire. Notte. No, questa sera ne fate a meno. Andate a letto. Andate a letto. Cinque litri, normale. Che ore sono? Le 7:30. Che tardi che è. Bisogna che torni giù, se la bambina si sveglia. Ho visto io adesso, dorme. Per una volta che puoi fare il signore. Delinquenti, tepisti, non si butta giù un albero sano! Ne pianteremo un altro, va bene? No, un albero non è lo stesso di un altro! Ma cosa volete? La terra ve l'abbiamo pagata. Vi abbiamo pagato la stalla, le bestie, gli alberi, la casa. Vi abbiamo dato un pacco di biglietti da 1000 così. Lasciateci in pace, andate indietro. Adesso basta, eh? Basta! Mi avete seccato! Adesso vi arrangio io! Erano tuoi gli alberi. Erano tutti miei, E perché adesso non sono più tuoi? perché mia figlia non ha voluto fare la contadina. Da quando è morto mio marito ho sempre avuto bisogno di tutti. Come fa una donna con una campagna a non aver bisogno degli altri? Così quando ci offrirono il distributore l'abbiamo preso, la terra era nostra. Però mi piacerebbe anche girare, come fai tu, che vedi i posti, la gente. Ci sono molti modi di girare. Così come faccio io. Sì, ma insomma, pensa a me, che non ho mai visto niente. Non hai visto neanche le montagne, eh? Come fai a saperlo? Sì, lo so. Aspetta qui tu.
Virginia! 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 A costo di sputare pallini tricolori, a quello là li faccio così! Ma che cosa succede? Succede che è venuto là con una bambina, ha cominciato a insultarci, a tirarci dei sassi, a darci dei mascalzoni, la deve piantare! Beh, non vi scaldate. Sì, che mi scaldo! E allora vi scaldate da solo. Con una bambina, avete detto? Dov'è che la venga a prendere? Là da me! Ma hai detto che dormiva tu. Aldo. Aldo. Il pieno, super. Scusi, c'è una toilette qui? Una toilette. Grazie. E la vita ai palazzi alle regge, pugnalate il vigliacco borghese, pugnalate il vigliacco borghese, e dalla fame ci strazia il cor. Niente sposa, un bel quadro da mettere in cucina, un paesaggio oppure il ritratto della Gioconda da mettere in salotto o una scena dell'Otello, eh? Se ce l'ha ne prenderei uno per la camera da letto. Eccolo qua, guardi che meraviglia. Quanto costa? 350. Troppo. Come troppo? 350 lire la Butterfly. Ecco, 350. Guarda, Virginia, io con questa pompa Uffa, proprio... con questa pompa. Cosa vuoi che me ne importi? Cosa hai comprato? Ho comprato un quadro. Vuoi vedere che... Gli pagherai il cane. Io che colpo ne ho? Il cane è mio. Io non ce l'ho dei soldi da pagare il cane. Tutto il colpo ce l'ho io se lei si è riuscita. Ma che fate? Attento! Ecco, non sapevo io. Siete contento adesso? Su. Piano. Non si può mica andare avanti così. Non solo scappa di notte, litiga coi vicini, rompe l'anima a tutti. Si mette pure a giocare come un bambino. Ci mancava solo questa. Se voglio che stia buono lo devo ubriacare. E gli fa male. Adesso poi, neanche da ubriaco sta quieto. Beh, non esageriamo. Ho giù un piede, domani magari la spina dorsale e mi resta paralizzato. Ci vorrebbe una donna solo per lui. No, purtroppo ho ragione io. Non c'è altro da fare. Queste cose devi deciderle da te. Io per me ho già deciso. Appena può camminare. Puttana miseria. Rosina, a letto anche tu. Corri. Andiamo, su. No. Ah, non cominciamo a fare storie, eh? È proprio questo che ti dico io.
Buongiorno. Buongiorno. Ecco, basta riempire questi moduli e pagare. Andiamo. Se resta ancora un minuto qui dentro, mi sento male. Rosina. Mica male questa mora. Carina, Ma dove va? Domanda, Signorina, Mi lasci sareste passare? qui con noi. Mi lasci passare? Ehi, dico. Oddio il maschio. Aldo! Lasciatelo! Aldo! Dov'è Rosina? Non lo so. Ma almeno potevi darci un'occhiata, no? Io non bado a mio padre, figurati se bada a tua figlia. Ad ogni modo te la vado a cercare. Era meglio se la lasciavi a casa. Tieni. Aldo, non farti prendere da questo dispiacere. La bambina non può aver capito. Io mi ricordo che alla sua età non capivo niente, eppure dormivamo tutti nella stessa stanza con mio padre e mia madre. Aldo, dimmi se sei arrabbiato per colpa mia. Ma io non ne ho colpa, perché te l'ho detto stamattina che era meglio se la bambina restava a casa. Sentivo che sarebbe successo qualche cosa. E difatti ecco quello che è successo. Grazie. Aldo, qui il mangiare sarebbe pronto. Va a chiamare Rosina. Perché non ci vai tu? Allora vuol dire che quando ha fame verrà da sola. Non si può mica andare avanti così. Bisogna sistemare anche la bambina, sai? Sì, lo so, Virginia. Lo so che bisogna sistemarla.
quando vieni? Non lo so, Rosina. Rosina, non dir niente. Non dire che tuo padre sta male perché non è più con voi altri. Perché la mia idea è sempre con voi. Rosina, papà non può spiegarti perché non ha più voglia di lavorare. Ma cambierà, vedrai. Papà ti vuole bene, Rosina, te ne vorrà sempre. Abbiamo preso 2 porcospini! Guardiero! Cosa c'è? 2 porcospini! Bene! Questi fatti arrosto sono buonissimi. Adesso li prendiamo e li mangiamo stasera. Lasciate fare a me. Lasciamo fare al guardiere. Sì, andiamo. Mario, guarda che cosa abbiamo preso. Scusi. Cosa avete preso? Fammi vedere. È sua questa draga? Sì, perché? Non le serve per caso un operaio o un meccanico? Un meccanico? Ah, però sembra impossibile che una bestiola così piccola sia così dura. E pensare che la bistecca di ippopotamo, che è un bestione così grande che pesa 3 tonnellate, è tenera più del burro. Ma tu l'hai mangiato? Nel Kenya, prima della guerra. Nel Venezuela, invece, ho mangiato l'iguana. Siete stato anche nel Venezuela voi? E come si campa? Come si campa? Chi mi ha fregato i fiammiferi? I fiammiferi di Gualtiero. Tenete. L'iguana è una specie di coccodrillo, ma non proprio un coccodrillo. Dove sono sbarcato c'era un fiume. Allora, quando sono sulla riva del fiume, davanti a un albero, vedo nell'acqua come 6 fanali di motocicletta che vengono avanti. Sapete cos'erano? Erano 3 iguana. Allora ho detto, no, Gualtiero Moron nel Venezuela non lo beccano più. E sono passato nel Cile. Le cilene. Perché sono un misto della razza tedesca con quella indigena. Ah, hai capito? Ma non si sente un po' di nostalgia a stare così lontani? Ma che nostalgia! Bevete, che domani potete essere morti. Tocca ferro, va. Salute. Tieni. Salve. Ma ditemi una cosa. Un buon meccanico, uno che vada lì, voi i soldi, come li avete fatti? Inchini, caro mio. Sempre inchini. Signor, mister, monsieur, 7 anni di inchini mi è costata quella draga. Oh, ma come hai fatto ad arrivare fin qua? Mi hanno dato un passaggio. Ciao, ciao. Ciao. Brava, vuoi un bicchiere? Cos'è, vino rosso? Non mi piace il vino rosso. Allora una sigaretta. Mhm. Ragazzi, fuori una sigaretta per l'Andreina. Tu non cominciare a fare il baccalà. No. Prende cattivo sapore. Aldo. Andiamo? Ciao. Arrivederci. 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 E buon divertimento. Qui ha spiegato tutto quello che ci vuole. I documenti, il contratto di lavoro, tutto insomma. Guarda qui, c'è perfino la carta geografica, hai visto? Accidenti come grande il Venezuela.
In spagnolo meccanico si dice meccanico de motores. Saldatore, saldador, operaio di costruzioni metalliche, prelo di costruzione metallica. Ci penseremo, eh? Ciao. Ciao, obrero. Meccanico di motori, meccanicos de motores. Ehi! Aiutami! Bisogna che stia più in alto, se no non si vede! Dammi qua. Sto crepando, sento che sto crepando. Ma dove ti ho visto io te? Ecco! Eri con quelli nella draga una settimana fa. Ah, sei tu quella? Beh, adesso copriti. Non vedi come tremi? E lasciami in pace. Cosa sei diventato, una suora? Non fare la stupida, pensa a guarire. Non ho voglia di pensare a niente. Ho sete. Dove vai? Non scappo. Attacco il segnale per il dottore. Mio Dio, Andreina. E giù che sei. Guarda che occhi, che pelle, gialla come il limone. Come sei ridotta. Mia madre aveva ragione. Nessuno dovrebbe vivere solo. Lascia stare tua madre e torna a letto. Se stai male non devi stare in piedi. I piedi servono a questo. Cerca di essere più intelligente. Sei tu che stai male? No, no, è lei. Riverisco. Cosa ti senti? Ma ho la febbre. Hai la diarrea? No, signore. Hai mal di gola? No. Mal di testa? Vomito? Ma non sarebbe meglio venire giù a visitarla invece di star là? Ripasso domani. Tanto è No, malaria. no. Sale il chinino. Lei invece viene giù subito. Ma io ho altre visite. E questa che cos'è? Andiamo. Piano. Ma io... Andiamo. Sì, Ma sì, cosa andiamo, fa andiamo. questo qua? Con te però non finisce così. Ti insegno io a fare il prepotente. Come? Come? È semplice, ti denuncio. Vieni qua. Pensiamo a qualche cosa di allegro. Ci riesci mai tu? Qualche volta. Quando bevo il vino bianco. Tiro dentro lo straccio. Oh, lascialo lì. Sotto le armi mi hanno insegnato che alla sera le bandiere vanno ammainate. Andreina, Cosa c'è? i carabinieri, quel figlio di un cane del dottore.
presenza. Speravo qualcosa di meglio. Cosa fai qua? Sono venuta a vederti, Perché? perché ne avevo voglia. Chi te l'ha detto che ero qui? Oh, ma questo non è mica il Texas. Hai avuto grane coi carabinieri? Quali carabinieri? Ah! Oh, erano due che passavano. Non ti cerca nessuno per questo, sta tranquillo. Vogliamo andare? Andare dove? Da me, no? Non vorrei mica restare qui. Io ci sto bene. Qui? Accidenti. Io non riesco a capire perché le cose vadano così male da queste parti. Ti sei rimessa, mi pare. Mhm. Non c'è male, grazie. Ehi, che pesce è quello? Forata, signorina. Vuol favorire? L'orato non mi è mai piaciuto. Però ho una fame. Dai, Aldo, che mangiamo. Sarà bene che ti muovi appena mangiato. Io? Io resto con te. E dove pensi di dormire? Figurati se non mi trovo un letto. Ma fai sempre così tu? No, d'estate c'è lavoro anche per le donne. Nella trebbiatura, nel taglio della canapa. Ma i soldi che guadagni dove li metti? Li metto al sicuro. In circolazione. Aldo, guarda che belle. Senti, io ne ho conosciuti di tipi strani, ma uno che si goda la vita meno di te proprio. Non ero mica così. Mi ricordo che una volta a Ferrara stavamo montando una raffineria e dei miei amici... Sei mai stata a Ferrara? Dovevo andarci con mio cugino. Beh, quella domenica che sono venuti i miei amici volevamo... Tutti uomini? No, anche donne. E volevano andare a ballare, come al solito. C'era una, si chiamava Irma. Sempre a ballare, dice. Andiamo qua dentro piuttosto. E così noi due siamo andati a vedere il museo. E allora? Niente, abbiamo visto il museo. Ma che razza di storia è questa? Come finisce? E io non l'ho capita. Porca loca, queste sono le cose che mi fanno diventare matta. Prima chiacchieri, poi stai zitto. Sempre comodi tuoi fai. Se sei così anche sul tuo lavoro? Perché il lavoro non sta mica ad aspettare i tuoi porci comodi, caro Ma mio. che cosa c'entra? Allo zuccherificio, per esempio, avevo un posto fisso e di responsabilità. Da dove lavoravo, a volte, vedevo la mia casa, il fiume. Vedevo mia figlia, che tornava da scuola o che giocava nel cortile. Hai una figlia? Rosina. Appena ho un po' di tempo libero, anch'io vorrei cercare di avere una figlia. Una volta mi è capitato di restare incinta, ma mi è andata storta. Era troppo bello se mi andava dritta. A quest'ora ero sposata. Con un uomo mio. Chissà dove. In questa drogheria chi non paga torna via. E poi lei chi la conosce? Lei non mi conosce perché è un tipo sedentario. Cosa sono?
ce soir, caché dans le promenoir. Veniez quand je sortais. In quella drogheria chi non paga torna via. Staremo digiuni. Sai cosa ti dico? Io taglio la corda. Torno da mio fratello a Contarina. Bestemmerà come un turco, ma qui cosa faccio? L'acqua aumenta. Tra 2 giorni qua rischia di andare tutto sotto. Tu puoi restare finché ti pare. Anzi, così mi dai un'occhiata alla capanna. Qui ne manca sempre una. Adesso che ho trovato da dormire, non abbiamo da mangiare. Ma se non ci fossi io, cosa faresti? Se non ci fossi tu, aspetterei il bel tempo. E quando viene il bel tempo? Dì un po'. Adesso sei tu che vuoi darmi dei consigli? Quanti anni hai? 80. Io 90. Senti, facciamo una cosa. Facciamo niente. Ho capito. Non succederà mai niente se non mi muovo io. Ma dove vuoi andare, che piove? A fare un giretto. Arrivederci. Andreina! 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 Cosa vuoi? Torna a casa, andiamo. No, che non ci torno. Ai, lasciami! Andreina, torna a casa! Smetti di gridare e poi dimmi perché devo tornare a casa. Non lo sai cosa sono venuta a fare qui? Perché? Perché io ho fame. Fame! E ne hai anche tu. E se dici di no, sei un bugiardo. Io sono una ragazza sfortunata. Ma tu chi ti credi di essere? Avrai le tue disgrazie, non dico di no. Ma io ci metto un mese a raccontarti le mie.
Freddo, 50 litri, signora. Parola mia che questo è l'ultimo inverno che faccio servizio notturno. Giri sempre cercando lavoro? O qualcos'altro? Non ti sei ancora stancato? Altro che stancato, Virginia. Guarda che qui hai lasciato la tua valigia. Non so se te ne ricordi. E dov'è? In camera di mio padre. Sei tornato? Ah, sono di passaggio. Ma a voi non eravate? Bravo, nonno. In gamba, eh? Ciao. Era arrivata una cartolina postale per te. Una cartolina? Per un po' l'ho tenuta da parte. Era di Irma. E dov'è questa cartolina? Non diceva niente di importante, mi sembra. L'ho persa. Come l'hai persa? Diceva che Rosina sta bene, che è cresciuta, tanti saluti, le solite cose. E poi? Beh, diceva delle altre cose, ma non me le ricordo più. Non te le ricordi più, ma io ho bisogno di saperle. Di qui non si può passare. Come mai? Ordini. Ma io devo andare a Coriano, sto lì. Non so cosa farci. E di qua si può andare? Di lì vada pure. Grazie. Oh, Aldo! Non ti domando neppure come stai e cosa sei tornato a fare da queste parti, perché ho la riunione. Perché qui, caro mio, ci portano via tutto. Fanno una pista per aeroplani a reazione. A cosa servono poi gli aeroplani a reazione qui, proprio qui? Io non lo so. Ma certo è che la fanno. Ah, ma non finisce mica così, eh? Dopo la riunione andremo dal prefetto e... Scusa, Guido, io taglio di qua. Sì, ciao. Rinaldi! Com'è? Ah, dove va?
non è altro? Sì che è lui. E quando è tornato? Ma non sapevo neanche... Hanno dato fuoco ai campi! I campi! Ci hanno fuoco tutto! Bianca, Aldo, hai visto Irma? Era qui adesso. Luigi, io vorrei sapere soltanto questo. Cosa vi interessa dei contadini? Ma se stanno meglio di voi, piccoli o grandi, sono tutti proprietari. E poi dico, anche se gli portano via un pezzo di terra, è per la difesa della nazione, no? Lei avrà ragione, signor ingegnere, ma c'è la solidarietà. Anna, Anna! Anna, io esco un momento. Mi raccomando, mettilo a letto subito, eh. Asciugalo bene prima.